Quando si è vista arrivare addosso l'auto come un missile, probabilmente ha pensato che fosse finita. Invece, miracolosamente, la 44enne che stava tranquillamente guidando la sua vettura è rimasta illesa, anche se scioccata dall'impatto. Quel missile si era appena scontrato con un'auto dei carabinieri dopo aver imboccato una via contromano nella sua folle e pericolosa fuga. A bordo, in possesso di un bazar della droga, c'era un 37enne nigeriano che aveva poco prima ignorato l'alt dei militari. Una scena da film a Montebelluna in pieno pomeriggio. I carabinieri avevano documentato la cessione di droga con un cliente nel parcheggio di un supermercato. Di qui il blitz per fermarlo, ma il 37enne ha dato gas alla sua vettura scappando e dando inizio all'inseguimento che ha provocato 2 incidenti con gravi danni sotto gli occhi allibiti dei passanti. Una volta bloccato gli è stata sequestrata la droga, 12 involucri di cocaina, 15 di eroina, 350 euro in contanti, guadagno dello spaccio. Per lui è scattato l'arresto, convalidato, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.